Dunque, io oggi vorrei presentarvi, diciamo, un piccolo mistero che si cela dietro le pagine dei manoscritti di un antico libro giuridico e al contempo anche presentarvi un progetto da me guidato che ha cercato di aiutare a risolvere questo enigma, riportando alla luce alcuni testimoni dimenticati. Allora, cominciamo ricordando come la scienza giuridica dell'Europa continentale si sia sviluppata, si sa, sulla base del diritto romano, il quale ha avuto una seconda vita a partire dall'anno 1000 con la cosiddetta tradizione romanistica, che è tuttora a fondamento della cultura giuridica europea, ma non solo europea. Se pensiamo che tutti i codici dell'America Latina sono di stampo romanistico e anche il codice civile che la Cina ha adottato nel 21 è di stampo romanistico, molto simile a quello italiano, tra l'altro. L'opera che fu alla base di questa seconda vita del diritto romano e quindi anche alla base di gran parte del diritto attuale si deve all'imperatore Giustiniano, che qui vediamo raffigurato da Raffaello. Giustiniano fece tra il 528 e il 535 una summa di tutto il materiale normativo delle epoche precedenti. Un materiale costituito non solo dalle leggi imperiali raccolte nel Codex, ma soprattutto dai frammenti di libri dei giuristi classici, frammenti raccolti e riordinati nei digesta o pandette. Dante mette Giustiniano nel paradiso e gli fa dire che egli trasse dentro le leggi il troppo e il vano, eliminò dal diritto ciò che era superfluo e in eccesso. Questa normativa è fondamentale perché costituisce proprio il punto d'arrivo e il punto di partenza di una plurisecolare evoluzione. Infatti chiude la lunga storia del diritto romano e apre quella altrettanto lunga della tradizione romanistica. E vediamo adesso un po' meglio come sia potuta avvenire questa seconda vita del diritto romano. Giustiniano era un uomo molto ambizioso e la sua ambizione era quella di riportare l'impero romano agli antichi fulgori. Quindi, dopo aver terminato l'opera di riordino del diritto, si dedicò alle armi per riconquistare e riconquistò molti territori che erano stati perduti, tra cui buona parte dell'Italia. Sappiamo bene il dominio sulla penisola durò molto poco, ma fu sufficiente perché l'opera di Giustiniano, i suoi manoscritti, vi venissero introdotti. E quindi quest'opera potesse essere in seguito riscoperta quando, con la generale rinascita sociale, economica, culturale a partire dal secondo Medioevo, divenne necessario disporre di un diritto evoluto. Allora si rispolverarono questi antichi manoscritti conservati nei monasteri, si cominciò a studiarli per applicare le norme ivi contenute e quindi a trovare regole adeguate alle nuove necessità. In questo contesto si colloca la vicenda in parte misteriosa, dicevo, della tradizione manoscritta di questa fondamentale opera giuridica di Giustiniano, in particolare del digesto. Io mi concentro su questo, che è la parte più importante perché trasmette proprio il nucleo del diritto classico romano. Il digesto è un'antologia in 50 libri che conserva appunto una grande serie di brani dei giuristi classici riordinati per materia in modo da offrirne una trattazione il più possibile organica e sistematica. E dicevo, la tradizione manoscritta di quest'opera rimane ancora uno dei grandi problemi irrisolti della storia giuridica. Ora, disponiamo di un manoscritto fondamentale. Il testo dei Digesta è conservato soprattutto a questo famoso manoscritto che fu confezionato nella seconda metà del VI secolo, quindi in un'epoca molto vicina al momento di emanazione del Digesto. È scritto appunto si vede in onciale ed è un'eccellente copia. Non esattamente si pensa, non un esemplare ufficiale uscito dalla cancelleria di Giustiniano, ma una copia molto vicina che contiene tutti i 50 libri del Digesto, è completa.
Era detto littera pisana perché era conservato gelosamente a Pisa come un tesoro, finché nel 1406 Firenze lo portò come preda di guerra e ora si trova ancora a Firenze, appunto, quindi comunemente chiamato littera florentina, conservato nella Biblioteca Medicea Laurenziana. Dicevo, è una copia che probabilmente è separata almeno da un codice intermedio, che ha accumulato, pur essendo diciamo molto buona, ha accumulato più di un errore lungo il percorso di trasmissione. Si pensa provenga da Ravenna, forse Verona. Secondo una leggenda sarebbe stata sottratta ad Amalfi dai Pisani nel 1135. Allora, la prima stranezza di questa tradizione manoscritta è che, malgrado la sua importanza, non fu questo il manoscritto al quale dedicarono i loro studi, i giuristi medievali, quando appunto cominciarono a utilizzare il diritto romano. I giuristi medievali iniziarono e per lunghissimo tempo continuarono a lavorare su un testo diverso in molti passaggi, con molte lezioni diverse. Questa versione alternativa viene chiamata Vulgata, detta anche Littera Bononiensis, in ragione della centralità che il testo del Digesto, in generale di Giustiniano, assunse nell'insegnamento universitario. No? Lo sappiamo, le prime università nascono proprio per studiare questi testi e nascono a Bologna. Littera Bononiensis in realtà non è un unico manoscritto, è un numeroso insieme di manoscritti, varie centinaia, che sono redatti a partire dall'undicesimo secolo, quindi 500 anni dopo rispetto alla Fiorentina. E si ritiene che derivino tutti comunque, siano in qualche modo derivati dalla littera florentina. Non sappiamo bene i passaggi, ma devono essere stati copiati dalla florentina perché condividono degli errori comuni che non sarebbero altrimenti spiegabili. Però, ed ecco un altro mistero, difficoltà interpretativa, già Savigny, il fondatore della scuola storica tedesca, già Savigny aveva osservato come in questi manoscritti della littera Bononiensis ci fossero a volte delle varianti, delle lezioni migliori rispetto a quelli della florentina, varianti che non si poteva attribuire a congetture fortunate degli studiosi o a un confronto con passi paralleli, e che sono confermati dalla tradizione greca del digesto, dai basilici e i relativi scoli. Quindi questa famiglia di manoscritti alternativi è una fonte preziosa per conoscere il testo originale, diciamo, di Giustiniano, e tuttavia Theodor Mommsen, per realizzare quella che è ancora oggi l'edizione critica fondamentale del Digesto, seguì il testo della Vulgata soltanto in pochissimi casi, perché lo considerava inaffidabile. E questo giudizio in seguito è stato ritenuto troppo severo e forse ingiustificato. Per capire meglio questo, bisogna dire allora qualcosa di più sulla tradizione manoscritta di questa littera Bononiensis, della Vulgata, e in particolare del Digestum Vetus, perché questi manoscritti che cominciano a circolare dall'undicesimo secolo non contengono tutto il Digesto. Inizialmente si trovano solo i primi 24 libri e questo è chiamato Digestum Vetus. In un secondo momento si trovano i libri dal 39 al 50, Digestum Novum, e poi Irnerio troverà i libri intermedi dal 24 al 38 che verrà detto in Forziatum. La parte però più antica, i manoscritti più antichi sono del Digestum Vetus e quindi mi occupo di questa tradizione manoscritta. E gli esemplari più risalenti sono questi che vi indico qua, conservati appunto in Vaticano, a Parigi, a Padova nella biblioteca universitaria, e questo ci porta verso appunto il progetto che ho guidato, e uno a Lipsia.
Anche questi in realtà hanno delle differenze, delle peculiarità uno rispetto all'altro, però si ritiene che discendano da un unico antigrafo, che siano stati copiati da un modello comune. Perché? Perché condividono gli effetti di uno spostamento, di un errore meccanico di copiatura, nel senso che gli amanuensi naturalmente non capivano quello che copiavano, e quindi non si resero conto che alcune porzioni di testo erano spostate. Leggendo tutto di fila non si capiva niente. Perché? Perché il manoscritto da cui copiavano era stato, diciamo, un fascicolo, si era staccato ed era stato riassemblato, girato. Ecco, e in modo scorretto erano stati invertiti i fogli. Succede, vero? Questi eventi di solito colpiscono l'inizio o la fine di un libro e quindi si immagina che in realtà l'antigrafo da cui copiavano contenesse i 25 libri, che il digesto fosse diviso in due parti, 25 e 25. Si sarà perso l'ultimo fascicolo e uno dei penultimi appunto è stato rimesso storto. I giuristi medievali si accorgono, loro studiano, non capiscono niente e correggono. Ecco, qui vediamo nel manoscritto detto U da biblioteca universitaria e non P, perché sennò si confonderebbe con Parigi, quindi è il nostro manoscritto di Padova. Vedete loro, questo segno che ho indicato con la freccia, fanno dei segni rossi che attirano l'attenzione, che rinviano, dicono al lettore, a partire dalla croce che c'è in mezzo al testo, attenzione, qua devi fermarti e devi saltare qua, devi riprendere qua dove c'è l'altra croce. Quindi aggiustano in questo modo. E per fare questi aggiustamenti, in realtà poi nel manoscritto di Lipsia preferiscono sovrascrivere. Si vede abbastanza chiaramente che la scrittura sottostante è erasa e hanno scritto sopra il testo corretto. Per poter effettuare queste correzioni, i giuristi medievali dovettero confrontare i loro manoscritti con la fiorentina, altrimenti non sarebbero riusciti a capire. Fiorentina che effettivamente già dal XII secolo comincia a essere conosciuta, è chiamata l'Authenticum Pandectarum e viene consultata appunto non così agevolmente, ma vengono ammessi i giuristi a consultarla proprio per poter apportare queste correzioni e per integrare i passi in greco che quasi sempre sono mancanti nella Vulgata. E tuttavia anche qui, malgrado la fiorentina cominci a essere conosciuta e consultabile, non si procedette a un adeguamento sistematico del testo del digesto. Forse perché era più facile copiare i manoscritti della Vulgata e soprattutto perché sulla Vulgata, sul testo della Vulgata si basavano gli insegnamenti ormai, le glosse al testo e quindi non si poteva, diciamo, rivoluzionare tutto. Un discorso a parte, forse anche più lungo, ma ci accenno soltanto, meriterebbe un altro manoscritto, più o meno coevo rispetto agli altri 4, che ha delle peculiarità importanti, difficilmente spiegabili anche qui, perché sembrerebbe non avere più questa inversione testuale e quindi non essere stato copiato dall'antigrafo comune. Però a un'indagine più attenta, insomma questo è uno studio che ho condotto io, si trovano delle tracce, come se il copista stesse copiando da uno, per esempio dal nostro manoscritto di Padova, in cui c'erano i segni di rinvio e quindi lui segue il segno, continua a copiare dove deve copiare. Poi però bisogna tornare indietro e lui un po' si perde dei pezzi e si vede chiaramente. Qui deve aggiungere, forse lui, forse anche un altro, un pezzo a margine anche nel piccolo, scrive in piccolo accanto al testo. Quindi evidentemente sta copiando, ma non da un manoscritto continuo, da un manoscritto che ha i rinvii e un po' si perde. E perciò
Questo manoscritto è un anello di congiunzione probabilmente tra quelli più antichi e le copie più recenti che non hanno più traccia dell'inversione. Tuttavia, la cosa veramente strana è che questo codice di Torino riporta tutti i 25 libri, mentre abbiamo detto quelli più antichi si fermano al 24 neanche completo, questo ha tutti i 25, quindi se tu dici se è copiato da uno dei 4 dovrebbe fermarsi al 24, dove è andato a prendere il 25? E questo appunto è un po' un mistero che si può cercare di risolvere immaginando che in realtà fosse stato copiato da un altro esemplare, ma questo insomma è abbastanza normale, non abbiamo tutti i manoscritti che c'erano all'epoca e quindi la tradizione manoscritta è più complessa. Mommsen, torniamo a Mommsen, riteneva comunque che tutti questi manoscritti della Vulgata, del Digestum Vetus, derivassero da un manoscritto antico e perduto ormai, che egli chiama Secundus, che sarebbe stata una copia diretta della Fiorentina. E spiega, perché lui sa anche lui che ci sono queste varianti migliori nella Vulgata, e come possono esserci se tutta la Vulgata deriva dalla Fiorentina. Allora immagina che ci sia stata una contaminazione con un manoscritto appartenente a una tradizione indipendente che portava delle lezioni autentiche. Quindi sì, è una copia della Fiorentina, ma poi è stato, diciamo, corretto con un altro testo che non abbiamo più. Nel corso del Novecento sono state sollevate molte critiche all'impianto editoriale mommseniano e a questa sua ricostruzione della tradizione manoscritta, e critiche che si sviluppano lungo linee argomentative differenti, ma che concordano tutte nel reputare i testimoni della Vulgata degni di una maggiore attenzione rispetto a quella che ha prestato Mommsen. Già Kantorowicz all'inizio del Novecento affermava che l'edizione di Mommsen andrebbe sottoposta a una profonda revisione. Uno studioso spagnolo, Juan Miquel, maturò la convinzione che Mommsen avesse confidato in misura eccessiva sulla teoria dell'archetipo, no? Che risale all'Achman. Questo studioso spagnolo ha individuato varie tracce di una tradizione orizzontale e non verticale del testo, una contaminazione tra manoscritti. E anche si è osservato che i codici più recenti, insomma, che non ci si deve fermare a quelli più antichi, perché anche i codici più recenti potrebbero essere stati corretti sulla base di testimoni più antichi che oggi non abbiamo, e da questa via si può spiegare la presenza di lezioni migliori rispetto alla Fiorentina. Dunque, al fine di valorizzare appunto uno dei più antichi manoscritti di questa tradizione alternativa alla fiorentina, vi dicevo, ho sviluppato a partire dal 2018 un progetto di ricerca finanziato anche dalla Fondazione Cariparo, con l'acronimo di FORMA, The Forgotten Manuscripts, e nasceva proprio dal proposito di offrire alla comunità scientifica la possibilità di consultare agevolmente anche il manoscritto conservato presso la Biblioteca Universitaria di Padova, questo codice 941, insieme a un altro manoscritto sempre conservato lì, che contiene i primi 9 libri del codice di Giustiniano. Appunto l'intento era di renderli ampiamente fruibili, quindi sono stati digitalizzati, sono stati riprodotti in una edizione anastatica che abbiamo donato oggi alla biblioteca. Sono dei libroni grandi, impegnativi, e pubblicati online nel sito dell'Università di Padova, Faidra, con anche l'indicazione dei riferimenti testuali, in modo che lo studioso interessato possa andare direttamente alla carta che gli interessa, dove c'è il passo che gli interessa, che altrimenti è un lavoro che richiede parecchio tempo per individuare il passaggio che ti interessa. E scopo del progetto era anche quello di rivitalizzare questo campo di studi in un'ottica pluridisciplinare, cercando un confronto tra studiosi con competenze diverse, diciamo, oltre a quelle storico-giuridiche mie e del dottor Milani, che è qui in sala, che è stato un'autentica colonna portante del progetto, le competenze paleografiche, qui ci ha aiutato moltissimo la collega Nicoletta Giovè,
sempre di Padova, e anche competenze filologiche, artistiche. Federica Toniolo all'inizio ci ha aiutato, poi ci ha mandato un valido allievo per studiare da un lato le scritture principali di questo manoscritto e anche le poche ma interessanti miniature che presentano questi manoscritti. Non secondaria poi l'esperienza degli storici del diritto medievale che hanno analizzato le molteplici glosse presenti al testo, accanto al testo giustinianeo, delle quali possiamo evincere importanti notizie relativamente al contesto in cui questi manoscritti furono utilizzati, interessanti anche per la storia delle prime università, chiaramente. E a conclusione del progetto è stato organizzato un convegno e poi abbiamo pubblicato l'anno scorso gli atti di questo convegno. Ma vado verso la conclusione solo per dirvi qualcosa di più di questo manoscritto che adesso appunto è finalmente consultabile online. È un codice di buona fattura. Mommsen stesso dice che fu optime scriptus, a librario prudentissimo, redatto nella prima... È carino, vero? Il giullare che apre che fa la U di Ulpianus. Sì, è molto bello, sì, molto studiato. E appunto fu scritto nella prima metà del XII secolo in una tarda minuscola carolina, conta 198 carte con un testo su 2 colonne di 50-55 linee. L'area di produzione non è chiara, c'è chi ha pensato a un'area toscana, c'è chi propende per un ambiente comunque padano, ma Giovanna Nicolai ritiene che per scritture e decorazioni non dovrebbe essere stato prodotto da mani bolognesi. Ecco, non credo proprio a Padova, ma tra Padova, Modena o insomma Mantova. Ha avuto una lunga vita scolastica, documentata da una fitta trama di notazioni interlineari e marginali, lungo un arco temporale che arriva fino all'inizio del XIV secolo. Si riconoscono vari strati, varie mani diverse e vedete alcune glosse sono anche anteriori a Irnerio, in particolare queste, ce ne sono parecchie di queste a piramide rovesciata con questa scrittura minuta ma anche molto chiara, forse un professore che si appuntava quello da dire a lezione. E poi ce ne sono altre, molte di Irnerio, tanto che questo manoscritto è uno dei 3 testimoni utilizzati da Besta per l'edizione critica delle glosse irneriane, e poi insegnamenti di diversi maestri medievali, alcuni dei quali, come Jacopo d'Arena, Guido da Suzzara, Niccolò Mattarelli, furono attivi a lungo nello studio di Padova, nello Studium Patavino. Abbiamo anche scoperto che per un certo periodo appartenne a un arcivescovo ungherese. Infatti nel margine inferiore della carta terza si legge ai raggi UV una nota di acquisto in seguito a Erasa, quindi ecco ci vogliono i raggi UV, del XIII secolo, in cui si legge che fu comprato da questo Dominus Stephanus Archidiaconos Simigensis. Forse anche qui c'è stato uno studio apposito negli atti, forse di Somogi, in Ungheria appunto a sud del lago Balaton, questa sarebbe la supposizione più probabile. Infine, nella prima metà del XIV secolo entra nel convento degli Eremitani e ci resta fino alla sua soppressione napoleonica per passare poi alla biblioteca universitaria. Mommsen si interessò molto a questo manoscritto, al punto tale da chiederlo in prestito, attivando i canali diplomatici per avere l'autorizzazione. La biblioteca universitaria, all'epoca sotto il dominio asburgico, spedì il manoscritto a Berlino il 28 novembre 1864. Il prestito sarebbe dovuto durare 4 mesi, ma il codice fece ritorno a Padova soltanto il 22 febbraio del 1966. E diciamo, per fortuna, il drammatico incendio della biblioteca di Mommsen avvenne circa 15 anni dopo, altrimenti l'avremmo perduto. Qui, ecco, nella carta di guardia, il bibliotecario dell'epoca annota appunto questo prestito.
Tuttavia, malgrado lo avesse a casa per 1 anno e mezzo, potesse consultarlo comodamente, Mommsen lo utilizzò molto poco, nel senso andava a confrontarlo, a collazionarlo soltanto quando c'era un contrasto tra la fiorentina e il codice parigino. Lui collaziona interamente soltanto questi due. Quando c'è una divergenza, allora va a vedere questo di Padova e principalmente che ce l'ha a casa. Però appunto alla fin fine raramente accetta le versioni, le lezioni di questi codici alternativi. Vengo alla conclusione evidenziando alcune prospettive di ricerca che nel prossimo futuro potrebbero ancora essere esplorate in questo campo. Infatti negli ultimi anni si è aperta una nuova stagione di studi sulla tradizione manoscritta delle opere giuridiche, naturalmente anche grazie ai mezzi tecnologici che permettono adesso dei confronti testuali immediati tra i vari manoscritti e grazie al dialogo tra conoscenze diverse, appunto. Si potrebbe dunque cominciare a lavorare all'elaborazione di una sorta di edizione critica digitale del digesto e anche del codice, con dei collegamenti diretti ai manoscritti disponibili online che contengono le varianti di maggiore interesse. Utile sarebbe anche un repertorio online che raccogliesse tutti gli studi critici tesi a ricostruire la dimensione, diciamo, originaria del testo giustinianeo. E tutto questo, diciamo, nella prospettiva di arrivare a realizzare una edizione critica della Vulgata, che da tanto tempo è auspicata dalla dottrina. E in conclusione io credo che quindi il digesto, questa antica opera giuridica, continui a stimolare la nostra ricerca in questa tensione tra memoria e riscoperta e ci faccia vedere ancora oggi la vitalità della tradizione romanistica. Vi ringrazio.